Il grido di dolore del Nord, la questione settentrionale è ufficialmente aperta. SOS dalle imprese dell'ex locomotiva del paese. Ci ha pensato il presidente nazionale di Confindustria Giorgio Squinzi ieri a Venezia a far suonare il campanello d'allarme. Ma per il governatore del Veneto Luca Zaia il malessere del nord-est è radicato da tempo. I veneti me lo dicono da anni che c'è una questione del nord, una questione settentrionale. Noi siamo stanchi di pagare per i fannulloni e i cialtroni che sprecano. Ne abbiamo le scatole piene. C'era anche lui sul palco dell'Assemblea Generale di Confindustria Venezia, lo stesso palco dove il numero uno degli imprenditori veneziani è tornato sugli sprechi della politica come una delle cause di un sistema bloccato, con un invito preciso ai responsabili degli scandali della cronaca degli ultimi giorni. Andate a casa. Non è populismo. Da più di 20 anni ormai, forse 30, questo Stato mangia, consuma più di quello che può permettersi e abbiamo accumulato un debito che ormai non è più sostenibile. Si esce dalla crisi solo con investimenti e ricerca, dice Squinzi, una ricetta che però fa a pugni con la cronica assenza di risorse dello Stato, perennemente alle prese con il debito pubblico. Che è quello di avere vissuto come sistema paese per un po' di anni, per qualche decennio, da cicale e non da formiche. Mentre il dibattito sui costi della politica arriva anche in Veneto con il tesoretto di 4.700.000 euro per il Consiglio regionale, 80.000 euro a consigliere per spese e rimborsi. Io parlo per la Giunta, non per i consiglieri, ribatte il presidente Luca Zaia, che chiarisce così il suo punto di vista. Io sono contro il finanziamento pubblico dei partiti. L'ho detto ancora prima che qualcuno si accorgesse che esisteva. Marzo 2010 abbiamo fatto una campagna elettorale in Veneto, ho chiesto alla mia squadra, ai miei consiglieri di autofinanziarsi, ci siamo autofinanziati per finanziare la nostra campagna elettorale.